Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Sabato scorso nella stazione di Venezia Santa Lucia il personale del compartimento Polfer del Veneto ha proceduto all'arresto di una giovane cittadina croata in esecuzione al provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dovendo espiare la pena di 5 anni, 3 mesi e 19 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio. Gli agenti della Polfer hanno anche proceduto nei confronti di altre 3 giovani donne, le quali erano già state deferite in passato all'autorità giudiziaria per furto aggravato in concorso, indagandone 2 in quanto non avrebbero ottemperato al provvedimento di foglio di via obbligatorio emesso dal Comune di Venezia, e la terza perché avrebbe violato al provvedimento di divieto di dimora emesso dal Tribunale di Venezia nell'ottobre dello scorso anno. Cambiamo argomento. Trovato l'accordo tra i sindacati e l'azienda dell'acqua minerale San Benedetto di Scorzè, che permette a oltre 1000 dipendenti di consolidare un accordo integrativo che negli anni è via via migliorato e cresciuto. Nei mesi scorsi le organizzazioni sindacali e la stessa San Benedetto hanno lavorato per raggiungere l'intesa, poi sottoposta all'Assemblea dei lavoratori di Scorzè, Venezia e Paese Treviso, che l'ha approvata. L'ultimo rinnovo dell'integrativo risaliva al 2018, ma nel frattempo molte cose sono cambiate, con dentro la pandemia, la guerra russo-ucraina, l'inflazione e il rincaro delle materie prime e del costo energetico. Ancora cronaca. Ieri mattina i carabinieri di Chioggia hanno sequestrato 3 tonnellate di vongole per un valore di 10.000 euro. Tra 2 gruppi di briccole venivano rinvenute 126 resti di cozze che sono risultate di proprietà di un soggetto residente a Pellestrina, giunto poco dopo sul posto. Per le modalità in cui tali mitili erano stati immersi in acqua e per la quantità di prodotto rinvenuta, l'attività posta in essere dal predetto risultava riconducibile a, nella fattispecie, 2 allevamenti di molluschi e quindi assoggettato alla relativa normativa, ma in quell'area è preclusa la pesca e l'allevamento di prodotto ittico perché all'interno di un canale navigabile e in prossimità di agglomerato urbano. I molluschi, poiché ancora allo stato vivo, sono stati rigettati nelle acque lagunari all'esterno del canale navigabile per il ripristino del ciclo vitale. All'uomo è stata contestata una multa pari a 3.166 euro. E i carabinieri della Tenenza di Dolo, invece, nell'ambito di un servizio sulla prevenzione e repressione del gioco d'azzardo, hanno proceduto al controllo di vari esercizi pubblici e bar nella giurisdizione, riscontrando in 2 casi la violazione dell'ordinanza comunale che impone lo spegnimento degli apparecchi videoslot alle 19:30. All'interno dei 2 bar, condotti da 2 cittadini originari dalla Cina, i militari dell'Arma hanno riscontrato la presenza di numerosi avventori ai quali in un caso era stato consentito di continuare ad effettuare giocate sino alle 23 e nell'altro addirittura sino alle 2:30. Le sanzioni amministrative elevate di conseguenza sono pari a 333 euro. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.